Buongiorno, sono la professoressa Pappalardo, sono referente del progetto Erasmus Plus School for Skills. Questo progetto vede la partecipazione di 3 istituti, oltre il nostro, l'Istituto Tecnico Galileo Ferraris di Acireale, c'è un istituto tecnico della Romania e un istituto tecnico della Turchia. Oggi sono qui con noi i docenti stranieri proprio per uno staff mobility. È un mini corso di aggiornamento su quelle che sono le soft skills, le cosiddette abilità sociali di cui tanto si parla nella raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 maggio del 2018. Sono quelle abilità che alla base sicuramente dei rapporti lavorativi e non soltanto, perché in ogni contesto sociale, contesto lavorativo, è necessario avere delle competenze che ci aiutino a relazionarci con gli altri. Parlo anche di competenze digitali. Ovviamente sono alla base anche di un percorso di studi che i nostri studenti affrontano e le competenze metacognitive, proprio sapere imparare ad imparare è quello che i ragazzi molte volte riescono a fare difficilmente se non vengono guidati in maniera adeguata dai docenti. Quindi noi docenti facilitatori in questo progetto cerchiamo di aiutare proprio i nostri alunni a sviluppare queste competenze e le attività che svolgeremo nel corso di questi 2 anni, la durata del nostro progetto appunto, saranno proprio mirate al raggiungimento di questi obiettivi. Ovviamente nel corso di queste attività noi tratteremo diversi argomenti di grande importanza. Innanzitutto l'argomento principale che riguarda molto i ragazzi che a conclusione del loro percorso di studi devono cercare un lavoro, una sistemazione, una professione. Il mondo del lavoro ovviamente è alla base di ogni argomento che noi tratteremo e inoltre abbiamo anche ovviamente altri argomenti che tratteremo come l'ambiente, l'ecosostenibilità, i servizi sociali. Infatti i ragazzi dovranno realizzare un villaggio virtuale, un villaggio dove i servizi sono funzionanti, per cui partendo da un'analisi di quelle che sono le realtà territoriali in Turchia, in Romania e qui in Sicilia e in Acireale in particolare, loro potranno trattare le problematiche e cercare ovviamente di trovare una soluzione creando questo villaggio virtuale. Sicuramente questa esperienza aiuterà molto i ragazzi anche ad aprirsi mentalmente. Molte volte ci sono dei preconcetti, dei pregiudizi nei confronti di altre realtà culturali con cui ci si confronta, quindi la possibilità di comunicare e di scambiare delle idee, delle opinioni, di conoscere le tradizioni e i costumi di altre culture aiuta sicuramente ad aprire la mente dell'individuo e a rendere l'adulto del domani con delle responsabilità e anche e soprattutto grande autonomia nella gestione della sua vita, della vita sociale e della vita lavorativa in generale.